Amici bellini, vi ho lasciato un giorno di pausa, me lo sono preso anche io per godere del momento, perché io sono carico, io mi sono ricaricato alla grande e c'è una sensazione di non so quello che può succedere che è nuova e interessante, quindi parliamo di mercato, di tutte le cose nuove, amici di iscritti, cominciamo. Allora, solo da dire una cosa, ma non solo ai tifosi, un po' a tutto l'ambiente napoletano, ama fatica. Mica male, benvenuto Simo Bri, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale, per favore, perché qua veramente, senza l'esaltazione, scudetto, già sentito Buffon, Vieri che parlano di scudetto, no, assolutamente no. Però c'è questa sensazione che io non vi posso dire no, quell'obiettivo il Napoli non ci può andare mai, perché adesso veramente non sappiamo, al di là del dollaro, dei soldi, ma non sappiamo che tipo di squadra vuole Conte, che tipo di modulo, quindi è tutto aperto per quanto riguarda le caratteristiche anche dei giocatori, oltre al tipo di profilo, perché se si parla di Chiesa ne dobbiamo parlare bene, e a fine video ho intenzione di farlo, vediamo se sono consistente in questa cosa, vi devo mettere dei pezzettini di video dell'epoca, proprio di quando cominciai, perché voi siete nuovi e magari non avete visto dei video che erano delle piccole chicche 5 anni fa, e mi voglio divertire, quindi divertiamoci insieme. Prima di tutto giriamo da questa parte per vedere l'evoluzione della specie darwiniana. Ovviamente questo è il logo classico dal 2007 se non sbaglio, che c'ha questo gradiente, no, che è praticamente questo azzurro che è un po' sfumato così, non si usa più, tutto va verso un'altra direzione. Per quanto riguarda anche i loghi delle squadre, devono essere il più semplici possibile. La N del Napoli è un logo già moderno, siamo fortunati sotto questo punto di vista e quindi nel rebranding non c'è bisogno di cambiare più di tanto. Abbiamo visto questo passaggio a fine campionato, togliendo diciamo il tricolore, il blu Armani Navy bello carico c'è stato per tutto l'anno, e abbiamo visto prima questa versione in azzurro, dopodiché abbiamo visto questo bianco sul blu, adesso scopriamo oggi questo blu col bianco. Se lo vedete da lontano è un po' bianco-nero, però è blu, perché è ovvio che sia blu, e fa parte un po' di tutta quella storia che vi dicevo, che la juventinizzazione sta arrivando e si sta proprio così. Questa è una mia ipotesi, non lo so, non credo che funzioni, però non voglio perdere l'azzurro, è bello, è bellissimo, elegante, il blu tutto benissimo, però non vorrei perdere l'azzurro, e non lo perderemo, perché io penso che aspettiamo Valentina novità, perché siamo dietro l'angolo, cioè molte squadre le presentano prima, noi penso che a luglio ci dobbiamo far trovare pronti, anche perché mi facevano notare, ma tu hai capito se facevi uscire la maglia con Conte? Perché sarebbe già l'hype è a 1000, tu fai uscire una maglia con Conte, anche una maglia di cotone, giusto con la N del Napoli, Antonio AC, perché in questo momento Conte è l'esaltazione più totale. Quindi partiamo da questo presupposto prima, che mi piace e mi diverte, e poi dobbiamo parlare un po' di mercato, senza dimenticare insomma questa presentazione di Conte e oggi quest'altro video che è uscito. Lui ama faticare, lo dice proprio bene, non è uno del nord che stroppea il nostro dialetto, che è poi una lingua, sforzandosi di somigliare a, e lui è di Lecce, quindi lo dice bene, lo sa dire, e quindi così. Non esageriamo, dico anche non esageriamo, già ho visto la pizza, le cose, non vorrei metterlo nel provincialismo generale, però quello che dice lui, dice amma faticà, è bellissimo, perché non lo dice ai tifosi solamente, lo dice un po' a tutto l'ambiente. Secondo me Conte è consapevolissimo della sfida che è venuto a raccogliere, e quindi l'ambiente, già in un'altra occasione aveva detto voglio far crescere la squadra, tutta la società, anche aiutare la società. È bellissima questa cosa, e aspetto sempre ufficialità per quanto riguarda Oriali, perché ne parlano tutti e per me è il punto fondamentale di questa nuova avventura. Aspettiamo ufficialità perché ancora non ce n'è, però molto bene. Scorriamo velocemente perché già ieri si parlava con insistenza di Hermoso, si parla spesso di Buongiorno, e io sono tutte cose che
fino a una settimana fa vi avrei detto ma non ci mettete il pensiero, perché come con Conte sono profili che vanno oltre quella che è la politica societaria di solito di ADL, che ha fatto finora e che ha anche funzionato, quindi non dobbiamo nemmeno stare là a smentirla e a sconfessarla. Poteva funzionare, non devi esagerare proprio con Nathan al posto di Kim sicuramente, però pochi obiettivi anche che stanno per esplodere vanno benissimo. Adesso si parla con insistenza di Hermoso, con insistenza di Buongiorno, si parla di Lukaku, si continua a parlare di Chiesa e dobbiamo ragionare su queste cose qua. La mia esaltazione, il fatto che io in questo momento sia bello carico e non so cosa aspettarmi, dipende anche da questo, che non riesco per la prima volta a dirvi non ci mettete proprio il pensiero, questa cosa non si fa, perché De Laurentiis ha fatto qualcosa di inaspettato con l'ingaggio di Conte, almeno per quanto mi riguarda, quindi io dico per me inaspettato, andando già parecchio oltre quelli che sono gli standard degli ingaggi che lui pensa di dare agli allenatori. E quindi dobbiamo capire adesso, per quanto riguarda il monte ingaggi della squadra, cosa vuoi fare. Ora, se mi dite Chiesa al posto di Kvara, io vi dico sempre di no, ma proprio fisso, proprio convintissimo, e vi dico assolutamente di no. Però Fabrizio Romano già qua dice il presidente non ha intenzione di vendere Kvara. Credo, e qua penso di essere convinto, che l'intenzione del Napoli sia vendere bene Osimhen quest'anno e poi magari l'anno prossimo, adesso devi fare un contratto a Kvara, ci puoi inserire la clausola, puoi decidere di accontentarlo sotto un certo punto di vista e quindi dargli anche un ingaggio un po' più alto rispetto ai progetti del Napoli. Almeno lo blindi adesso, gli fai fare un anno dove si deve dare veramente da fare per essere poi il pezzo pregiato del mercato che verrà. Se devi però riuscire a piazzare Osimhen quest'anno, e stiamo vedendo che non è facilissimo. Poi dobbiamo tenere presente una cosa: ci sono gli europei. Gli europei significa che alcune squadre possono anche aspettare a vendere, perché possono fare i pezzi pregiati, possono fare un grande europeo e il prezzo sale alla grande. Questo però vale anche per le squadre che devono comprare, perché se il Napoli vuole comprare Buongiorno, immagino che debba aspettare, perché Cairo non glielo dà certamente prima delle europee, si gioca la carta e aspetta. Quindi per questo anche quando si parla di Chiesa, si parla di Chiesa, ma non puoi affondare subito. Una che potrebbe affondare subito è la Roma, se effettivamente fosse interessata a Politano, e là che ovviamente il tifoso del Napoli e io in testa con la bandiera dico: se vendi Politano e lo sostituisci con Chiesa, poi Chiesa si deve convincere, vuoi giocare un po' a destra, poi può giocare ogni tanto anche a sinistra, magari si intercambiano, perché stiamo sempre, io in questo momento sto ragionando sul 3-4-2-1, sto ragionando su questo perché è l'ultima cosa che ci ha fatto vedere Conte, ma non sono sicuro, perché Conte potrebbe decidere di fare altro. Però i due sottopunta, immagina un Kvara Chiesa che si alternano anche e fanno un pochino di quella rumba che ci diceva Spalletti. Subito dopo, a rimorchio come prime riserve, Raspadori e Ngong, con un Lindstrom anche che devi capire se ha delle offerte. Sarebbe anche, forse, se tu la immagini già così, la situazione dell'attacco: Kvara, Raspadori, Chiesa, Ngong, tanta roba. Non dico di affidarci a Khedira in avanti, ma già è così, è tantissima roba. Quindi io con questo impianto sono dispostissimo a cedere Lindstrom, magari in prestito con diritto di riscatto. Si parla di offerte dalla Francia. Bene, io penso che con gli allenamenti di Conte Lindstrom lo perdiamo, quindi lo mandiamo al creatore, e quindi sarebbe anche opportuno valutarle delle offerte, se ci sono, per Lindstrom. Poi c'è la situazione Giuffredi, per chiarire la situazione di Lorenzo, situazione molto torbida che dobbiamo sicuramente sistemare al più presto, e qua è chiaro, anche gli europei danno fastidio anche sotto questo punto di vista, perché Di Lorenzo adesso deve concentrarsi per gli europei. Ricordiamolo, ne abbiamo parlato, però Spalletti ha confermato Meret al posto di Provedel, scelta insomma che fa discutere, ma parliamo del terzo portiere. Confermato ovviamente Di Lorenzo, confermato Folorunso, che quindi rientra a casa con un'esperienza importante di un'annata da protagonista nel Verona e la partecipazione agli europei, e in attacco confermato
Raspadori. Non è stato chiamato Politano, come sappiamo, e quindi Politano non deve aspettare gli europei, si potrebbe muovere subito. Capito, Roma, se avete intenzione, perché c'è proprio la foto di Politano con la sciarpa della Roma, lui è proprio romano re Roma, insomma potrebbe essere una cosa interessante per lui, lo dico così disinteressatamente. Situazione Lukaku. Ora, il problema è che chi sta parlando di queste cose qua, per esempio Pedulla, che è molto molto sul pezzo al riguardo, e noi adesso diamo un po' di credito, perché se lo sono meritati, a quelli che hanno parlato della trattativa Conte. Uno pensa, sapevi della trattativa Conte, l'hai portata avanti, se sai della trattativa Lukaku, la porti avanti, vuol dire che è vera. Io vi dico semplicemente una cosa, io non so niente, quindi non so niente, anzi io sbaglio, e quindi non vi dovete fidare di me. Teniamo presente solo una cosa, che è una possibilità verissima che è stata confermata dallo stesso Fabrizio Romano all'epoca. Alcune trattative sono reali, e quindi sono reali. Escono le notizie dai procuratori stessi, a volte dai giocatori stessi che chiamano dei loro contatti e fanno uscire delle notizie. Altre escono per far smuovere la trattativa reale e dare un'accelerata, mettere un po' di fretta. Faccio l'esempio di Lukaku per dire che quando si è parlato di Napoli-Lukaku, poi ci possono essere un po' di dubbi, la clausola è alta, l'ingaggio è alto, il ragazzo deve essere rimesso in sesto fisicamente, tutta una serie di dubbi che il Napoli può avere. Esce l'interessamento del Milan. L'interessamento del Milan può essere vero oppure no, può essere anche un interessamento messo lì per mettere un po' di fretta al Napoli, dice, per non farti beffare, andiamo a conclusione subito, in modo tale che non ci resti male, poi va al Milan, ecco come si fa. Quindi su questo dobbiamo ragionare. Non tutte le notizie che escono devono essere per forza reali, alcune possono essere dei bluff, come adesso si sta parlando di Osimhen Arabia. Magari l'ipotesi Arabia Osimhen non la prende nemmeno in considerazione e serve per convincere le altre squadre potenzialmente interessate ad affondare il colpo. Poi noi lo sappiamo che Osimhen ha nella sua testa la Premier League, ma deve essere la Premier League che ha nella sua testa Osimhen, e ve l'ho detto, insomma, i 120 della clausola non è detto che sono tutti convinti di spenderli, perché sono parecchi soldi per un centravanti fortissimo che però si porta dietro delle problematiche, tra qualche infortunio, il fatto della Coppa d'Africa, il fatto che insomma non è proprio una spesa che tu fai ad occhi chiusi. E poi il vedere questo Chiesa che è considerato non incedibile. Ora il suo procuratore dovrebbe fare come Giuffridi e dire no, non è incedibile, come non è incedibile, non sento la fiducia, me ne voglio andare. Invece non è proprio così che funziona nel calcio. Esce questa storia del non incedibile anche perché secondo me la Juve non ha una liquidità già pronta come dovrebbe averla il Napoli in questo momento, ma sta impostando un mercato parecchio esoso, perché parliamo di Cop Miners, parliamo di Calafiori, parliamo di Di Gregorio e parliamo di una squadra che già è forte e che Motta può rimodellare a suo piacimento, ma qualcuno si può immaginare che verrà sacrificato all'altare per trovare la liquidità per fare queste operazioni in linea con il calcio di Thiago Motta. Quindi non vi posso più dire. Poi è da capire, Chiesa lo vuole fare. Un Napoli con Mazzarri in panchina, io vi dico automaticamente, ma Chiesa preferisce fare panchina e convincere Motta che lui può essere titolare là, piuttosto che venire nel Napoli decimo con Mazzarri in panchina. Il Napoli decimo però con Conte in panchina, piaccia o meno, in Italia questa è la sua stampa e questa è la grandezza di Antonio Conte, è visto bene, tutti lo rispettano, sanno tutti però che vengono ad allenarsi duramente. Qua c'è anche una questione di che tipo di atleta sei, vuoi venire veramente a fare un'annata dove c'è da buttare il sangue, che però poi più in là durante la stagione vai il doppio degli altri e ti togli delle soddisfazioni. Si parla di Hermoso, 3,5 milioni più bonus, secondo me se lui accettasse il Napoli è disposto a spenderle. E Hermoso ricordiamo che non è al posto di Buongiorno, non è uno o l'altro, perché Hermoso
Se parliamo di difesa a 3, braccetto sinistro alla grande, Mancino, buongiorno anche Mancino, ma lo immaginiamo più centrale nella difesa a 3, e immaginiamo Rachmani come braccetto di destro come faceva al Verona, quindi questa è la difesa diciamo titolare. Poi ti ritroveresti con, diciamo, Nathan, braccetto sinistro, diciamo ancora Juan Jesus centrale, caratteristiche completamente diverse da buongiorno, quindi là ci devi ragionare. Ci puoi pensare più a un Ostigard lì, quindi ti servirebbe un altro braccetto. Avresti in casa probabilmente un braccetto potenziale che potrebbe essere Olivera. Ricordiamo, Getafe si faceva tutta la fascia a 5, nel Napoli terzino a 4, nella sua nazionale con Bielsa gioca difensore centrale nei due, il difensore sinistro da centrale, può fare il braccetto tranquillamente, ha la fisicità e non è nemmeno costretto ad andare in avanti. Secondo me è perfetto proprio come braccetto, perché in avanti poi deve avere un po' più di qualità di calcio, un po' più idee svelte, è questo che è sempre mancato ad Olivera. Invece secondo me da braccetto con licenza ogni tanto di inserirsi, secondo me può andare benissimo, e quindi bisogna ragionare poi sul braccetto di destra se vuoi adattare Di Lorenzo lì. Non vorrei adattare troppo, ma serviranno poi le fasce, perché si parla pure di Mario Rui, ciao, stata buona, e quindi sono tutte notizie che esaltano in questo momento il tifoso del Napoli, e vediamo se vanno in po'. Per Osimhen il PSG resta un'ipotesi, l'Arsenal ma non a certe cifre, l'Arabia sarebbe una scelta di vita per Osimhen, secondo me lui non vuole andare lì, ma con quei soldi si deve finanziare un centravanti, il profilo di Lukaku, Dovbyk, e qua poi per quanto riguarda i centravanti dobbiamo fare un video a parte dove facciamo l'esempio e l'analisi delle caratteristiche, perché sono tutti belli forti, sono tutti dei profili quelli di cui si sta parlando. Gyökeres, si sta parlando di Gimenez, si sta parlando, io ci inserisco anche Sesko perché è forse quello più che mi esalta, che ha anche una tecnica senza precedenti, e questi qua mi esaltano anche un po' di più di Lukaku, se mi permettete, più nuovi, più freschi, più sul pezzo. E si parla anche di Dovbyk, vedete il fatto di Olivera, difesa a 3, andiamo a vedere, stima per Chiesa, arrivo di Chiesa slegato da Kvara, e qua questa è la cosa più importante per me, perché non facciamo scambi, non facciamo idee, va a Kvara, viene Chiesa, ci resto male, e la Roma anche interessata per Chiesa, ci fanno sapere, ma questa cosa non si sblocca, perché se non fai l'europeo prima non si sblocca prima, quindi ci sarà semplicemente da fare dei corteggiamenti, e sotto questo punto di vista la Roma, De Rossi, secondo me ci può essere un buon rapporto tra De Rossi e Chiesa, ma Conte potrebbe essere un po' più esaltante per Chiesa. Piace questo logo, un po' più elegante. Andiamo. Insomma, ci sarà da ragionare parecchio. Ancora non posso darvi nessun tipo di certezza. Fare ipotesi adesso è un po' troppo presto, purtroppo, perché dobbiamo chiarire prima il modulo, e speriamo che Conte che facciano presto una conferenza per darci in pasto qualcosa di cui parlare di serio. Poi dopo li analizzi i nomi, ma se non sai, se già per esempio ti vuoi mettere con il 3-5-2 puro, e là devi ragionare più sulle due punte e meno sui trequartisti, e a quel punto vuoi adattare Chiesa seconda punta come ha fatto Allegri? Sì e no, non lo so quanto può funzionare. Kvara seconda punta mi esalta tantissimo, non c'è nessun problema come fa nella Georgia. Lì secondo me se giochi a due punte già Raspadori ottimo, secondo me diventa ottimo come seconda punta, che può anche andare in avanti quando la punta viene incontro. Lì veramente Raspadori lo trasformi in Lautaro, io sono convinto di questo, lo so che non convince proprio tutti, ma secondo me lo può fare benissimo. Se Lautaro diventa titolare inamovibile, se Raspadori facesse il titolare inamovibile, secondo me parleremo di un'altra situazione. Quindi rimaniamo in campana. Per il centrocampo sempre si fanno dei nomi molto esotici, tra Thuram, tra questo Guerra, Guerra, bene, però voglio sentire più nomi di fascia, come si è fatto questo nome di Wanderson, poi si fanno i nomi che fanno tutte le altre squadre come Bellanova eccetera eccetera, ma ritorna il problema, gli europei, quindi per ora facciamo solo chiacchiere e non me la sento, insomma, di fare chiacchiere senza poi capire che fine fa. Con facendo un infortunio, una cosa, e salta tutto, quindi devi anche tu compratore aspettare. Io non è che chiedo al Napoli prenditelo subito perché sennò lo so, però devi pure vedere se
purtroppo l'abbiamo visto che come con Scalvini è dietro l'angolo, quindi la sfortuna e la fortuna. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Guardatevi questa mini clip che cercherò, si lasciano i like alla fine, perché a questo punto dovete per forza arrivare fino alla fine, perché ci sono mini clip che vengono dal passato e ci fanno capire delle cosucce. A Napoli ci sono 2 o 3 tipi di tifosi. Il pappone lucra sulla nostra passione, noi siamo il Napoli, ama vincere per forza, Milik non è buono, Insigne fa schifo, quando giochiamo con Hamsik giochiamo con uno in meno, slash ti sei venduto Hamsik quindi non vogliamo vincere, non vuoi vincere, De Laurentiis non vuole vincere. Vi meritate Naldi e Corbelli, non avevamo i palloni, gli arbitri odiano il Napoli, non ci acciro nessuno, Carlei non ci acciro nessuno. Questi 2 tipi di tifosi hanno ragione entrambi a turno. Bisognerebbe, secondo me, mettere un attimo calma e analizzare il periodo che il Napoli sta vivendo con un attimo di... Il paragone Ancelotti-Sarri è all'ordine del giorno perché? Perché Sarri ha portato effettivamente una rivoluzione. Perché io amo Sarri, stimo Ancelotti e tollero De Laurentiis. Questa è la mia posizione. Non devo per forza odiarne uno e mettermi in contrapposizione. Ci sono 3 cose che vanno tranquillamente di pari passo.